Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, tolti i video con la Roma era da un po' che non li facevo. Non facevo un video un po' così. Purtroppo alcuni di voi magari già lo sapranno, però non posso registrare i video con la videocamera perché non registra ormai più video che durino più di 10 minuti e quindi dato che non mi va di regolarmi in base alla durata della videocamera, li dovrò registrare tutti con l'iPod. Comunque, quindi ovviamente la serie di Way è per adesso posticipata a data da destinarsi. C'ho voglia di fare un video. Allora ho sfruttato il fatto che c'è la sosta per le nazionali e il fatto che mi sia anche tornata la voce fortunatamente per parlare un po' di questo Cagliari e fare una sorta di resoconto, perché possiamo secondo me iniziare a trarre delle, non dico conclusioni, ma più o meno siamo lì per farvi capire un po'. Avete capito? O meglio, spero che voi abbiate capito. Allora, partiamo proprio dagli antipodi. Fino adesso abbiamo giocato 7 giornate. Le prime due le abbiamo giocate in casa, perdendole tutte e due, quella contro il Brescia per 1-0 e quella contro l'Inter per 2-1. Poi abbiamo avuto la prima vittoria stagionale in trasferta contro il Parma 3-1, abbiamo vinto contro il Genoa in casa sempre per 3-1, abbiamo vinto al San Paolo contro il Napoli per 1-0, abbiamo pareggiato per 1-1 in casa con il Verona e abbiamo pareggiato l'ultima partita in trasferta 1-1 contro la Roma. Ciò detto, porta il Cagliari a questa situazione. Settimo in classifica, a pari punti con la sesta e l'ottava, sesta Lazio e ottava Fiorentina. Tutte a 11, Cagliari avanti alla Fiorentina per miglior differenza reti, anche se solo di un gol perché la Fiorentina ha un più 2 e il Cagliari un più 3, e ci troviamo ad un solo punto dal quinto posto, quindi Europa League diretta, a 2 punti invece dal quarto posto, ovvero preliminari di Champions League. Ovviamente questi non, li dico per dovere di cronaca, ma effettivamente i preliminari di Champions League non possono essere il reale obiettivo del Cagliari, perché è un obiettivo veramente troppo alto. Io direi di analizzare, secondo me, quelle che sono state le cose positive e negative del Cagliari in queste 7 giornate, perché secondo me di argomenti ce ne sono. Allora, partiamo col fatto che il Cagliari per il secondo anno di fila perde la prima partita contro una neopromossa. L'anno scorso abbiamo perso al Castellani contro l'Empoli per 2-0 e quest'anno perdiamo contro il Brescia per 1-0. Sconfitta meritata, perché ce la siamo meritata la sconfitta. Sconfitta meritata, perché alla fine è stata meritata anche quella contro l'Inter, perché sì, ok, abbiamo giocato un buon primo tempo e poi quando abbiamo trovato il gol del pareggio siamo completamente spariti, ma completamente. E lì, giustamente, l'Inter, specialmente con Conte, ti purga e perdi, come è logico che sia. Quindi, diciamo che, secondo me, la maggior parte dei tifosi di noi si immaginava che comunque arrivassimo alla partita contro l'Inter perlomeno con almeno un punto. Così non è stato, ma mi voglio immaginare queste prime due partite come una piccola deviazione del percorso. C'è stato un piccolo intralcio che poi siamo riusciti a sgomberare, diciamo. Infatti, già nella partita contro il Parma c'è stato un cambiamento veramente abissale. Partita contro il Parma, io ho visto un Cagliari meraviglioso. Cioè, il gioco non è che era cambiato, che era stravolto e tutto quanto, anche se lì ho cominciato a vedere i primi difetti anche. Però ho visto un Cagliari mai così tanto votato all'attacco e alla cinicità,
che negli ultimi anni penso, è quasi un qualcosa di utopistico pensare a un Cagliari che sia strettamente cinico, perché tiene difficile. E stessa cosa vale per la partita successiva contro il Genoa, perché io mai mi sarei immaginato che dopo il gol del pareggio del Genoa il Cagliari andasse subito all'attacco per cercare di portarla a casa. Non me lo sarei mai immaginato, mai. Come altrettanto non mi sarei mai immaginato che il Cagliari potesse sbancare San Paolo. Cioè, fare i 3 punti contro il Napoli in casa è un qualcosa di veramente più unico che raro. È allucinante. Siamo stati sculati perché ci ha detto quello che il Napoli non ne azzeccava una. E siamo stati sculati perché l'unico tiro in porta che abbiamo fatto è entrato, bisogna dirlo. Però nulla toglie al fatto che il pallone è rotondo, le partite si possono vincere anche così, non bisogna sempre per forza giocare bene per poterle vincere. Poi arriva un'altra defiance contro il Verona che ci vede passare in vantaggio e poi purtroppo essere rimontati per un errore di Pisacane commesso in area che scivola sul pallone, come voi tutti ben sapete. Ripeto, non mi sento nemmeno di dare troppe colpe a Pisacane. Il problema è che noi quella partita l'avremmo dovuta chiudere prima. Infatti mi ricordo che eravamo in live sul canale di Andrea e sia io che lui dicevamo ok, siamo sull'1-0, possiamo gestirla, però dobbiamo trovare il secondo gol, bisogna portarla a casa il prima possibile, bisogna chiuderla, perché se tu vinci al San Paolo, però poi non fai punti con il Verona, è come se avessi annullato la partita del San Paolo, ok? Quindi quella cinicità che si era vista con il Genoa e con il Napoli, secondo me è venuta molto molto a mancare, non so per quale motivo, nella partita col Verona. Mentre la partita con la Roma è stata, diciamo, una fotocopia, secondo me, di quella che era la partita con il Napoli, con il fatto, con la diversità, diciamo, che la Roma non si è resa così pericolosa come si rese pericoloso il Napoli. La Roma ovviamente ha attaccato, noi ovviamente abbiamo difeso e ci siamo arretrati in difesa perché Maran fa così, però la Roma ha avuto, secondo me, un quantitativo enormemente minore di tiri nello specchio rispetto al Napoli. Nulla toglie al fatto che comunque molte volte hanno avuto la possibilità di passare in vantaggio, ci sono anche riusciti. Poi il gol, a mio modo di vedere, è stato giustamente annullato perché, volente o nolente, la spinta su Kalinic, la spinta di Kalinic su Pisacane c'è, quindi comunque ci siamo portati a casa un punto dall'Olimpico che comunque è tanta tanta roba. E ripeto, siamo comunque a un punto dal quinto posto, attualmente occupato dalla Roma. E se devo essere sincero, c'è anche un po' di rammarico per quel punto contro la Roma, perché credo che se la partita fosse stata studiata in una maniera diversa, potevamo vincerla. Potevamo vincerla perché adesso prendo un po' in giro i tifosi romanisti, però cioè, stanno a giocare con Pippo Pluto e Paperino in squadra perché gli si sono rotti tutti, quindi secondo me il Cagliari doveva provare a vincerla quella partita, perché comunque vincere all'Olimpico fa morale come ha fatto morale la vittoria al San Paolo, e poi perché sono punti pesanti. Però ovviamente non mi incazzo per il fatto che abbiamo pareggiato. Allora, parliamo delle cose buone, sicuramente i nuovi acquisti, Rog e Nandez tra tutti. Ho sentito alcune voci di comunque persone che sono contente dell'arrivo di Rog, che però non hanno visto granché dal giocatore. Io sinceramente sono in disaccordo. Sono in disaccordo perché Rog ha una caratteristica, scusate, oggi sono veramente dislessico a livelli disumani. Una caratteristica che a me fa impazzire, il fatto di sapersi posizionare perfettamente tra il pallone e l'avversario, ma in una tempistica allucinante.
Poi in fase di contenimento è eccezionale, tralasciando il fatto che sta sempre col culo per terra, perché sta sempre a fare contrasti, ma c'ha una cattiveria agonistica quel Cristiano che a me fa impazzire. E nonostante questo ha comunque una buona tecnica, il che non è poco, non è per niente poco. E poi ovviamente il Leon è qualcosa di disumano, di bestiale, di illegale, tutti gli aggettivi possibili e immaginabili, tutti i superlativi assoluti possibili e immaginabili per Nandez non bastano per descrivere il giocatore che abbiamo comprato. Eh, C'era un motivo se io mi ero innamorato subito di Nandez e penso adesso di averlo scoperto. È un giocatore bestiale. Se c'è un qualcosa che deve migliorare forse è un po' la precisione sui tiri, però il suo compito non è quello di segnare, è quello di fare assist, è quello di scattare sulla fascia e creare il contropiede, è quello di cogliere l'avversario di sorpresa e ci sta riuscendo a pieno. Nainggolan ovviamente ha quelle che sono le sue problematiche familiari, però non lo vedo pienamente con la capoccia concentrata, non mi sembra totalmente concentrato, ovvio che ha comunque una buona giustificazione, però sinceramente apprezzerei un qualcosina di più sul campo, perché per adesso sì, ok, è un ritorno più che gradito, è il ninja, per carità di Dio, però comunque il Cagliari sta spendendo veramente molto su di lui, tralasciando il fatto che rimane soltanto un anno, comunque so sordi e mi piacerebbe vedere qualcosina di più da parte di Nainggolan. Una delle più grandi rivelazioni invece, oltre a Nandez, è Robin Olsen. Che c'è da dire su Olsen? Cioè, è bestiale, è bestiale. Io non... Seriamente non riesco a capacitarmi del motivo per cui abbia avuto una stagione di merda l'anno scorso con la Roma. Forse effettivamente, come dice Mattia, effettivamente portava l'eredità di Alisson che forse era troppo pesante e quindi ne ha risentito. Però è un portiere bestiale. L'unico difetto che riesco a trovare in Olsen è il fatto che non blocchi un pallone nemmeno a pagalloro, li respinge tutti, 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 tutti. Non ne blocca uno. E questo potrebbe essere controproducente perché molte volte potresti regalare dei calci d'angolo agli avversari che potresti tranquillamente evitare, però c'è anche da dire che molte volte ha salvato dei gol praticamente già fatti, quindi chapeau comunque a Robin. Grande delusione invece è Fabrizio Cacciatore. Ripeto, io l'avevo visto già dalla partita col Parma. A me già dalla partita col Parma non era piaciuto per niente, perché vedo che avanza costantemente. Avanza costantemente. Di per sé non sarebbe un problema il fatto che un terzino avanzi, perché nelle logiche del calcio moderno un terzino che rimane arretrato non si vede praticamente mai, mai. Però il problema si viene a creare quando tu ti alzi perché vai in attacco, ma costringi la mezzala a prendere il tuo posto. E la mezzala a destra chi la fa? Nandez. Infatti, molte volte, per esempio nella partita contro il Napoli, c'era Nandez a fare la marcatura a Mario Rui e Cacciatore che stava in avanti, quando dovrebbe essere l'opposto. Ok? Non mi sta piacendo per niente Cacciatore, per niente proprio. E preferirei vedere Pinna. Preferirei vedere Pinna perché per quello che ho visto a me è piaciuto. È piaciuto. E vorrei vederlo di nuovo in campo perché per adesso Cacciatore non mi dà alcuna sicurezza, ma proprio zero. Arriviamo all'allenatore, Rolando Maran, ok? Continuo a pensare che non sia un allenatore da Cagliari, continuo a pensare che debba essere esonerato
e continua a dimostrare quelli che sono i suoi limiti mentali, il non azzeccare alcune volte i cambi. Ad esempio, Castro secondo me nella partita contro la Roma poteva essere utile, ma non dovevi togliere Simeone, perché tu la Roma la dovevi prendere in contropiede. Continua ad avere le sue fisse mentali riguardo al modulo, anche se contro l'Inter abbiamo giocato con un 3-5-2 che in realtà era un 5-3-2 mascherato, perché tanto è sempre così. E questa mentalità sempre troppo difensivista, il fatto che quando si passa in vantaggio non si pensi mai a chiudere effettivamente la partita, ma invece a chiudersi, a stare dietro. Ed è normale che, dico un detto romano, tigni in tigni la palla entra, ovvero se insistono è ovvio che prima o poi il gol, se tu rimani chiuso in difesa, te lo fanno. Continuo a pensare che non è un allenatore che potrebbe portare attualmente il Cagliari in Europa. Per carità, non voglio criticarlo a livello di gioco, perché per adesso i punti parlano per lui e quindi nonostante non abbia un gioco, perché non ce l'ha, sta portando a casa quello che dovrebbe portare, ok? Però secondo me l'elemento chiave di tutto questo, e che spero possa accomunare il maggior numero di tifosi possibili, è perlomeno per me la netta e lampante sensazione che il Cagliari attualmente avrebbe potuto fare molto di meglio. Potevamo stare con alcuni punti in più, almeno 2 punti in più. Questa è la netta sensazione che ho io e che spero che abbiate anche voi. Secondo me con un allenatore diverso, con un modulo diverso e con una mentalità soprattutto diversa e con un gioco, il Cagliari poteva stare ancora più in alto. Questa è proprio una sensazione netta e lampante che ho io, ed è una sensazione, per quanto tendenzialmente un po' negativa, è una sensazione più che positiva se paragonata a quelle delle altre stagioni. Perché comunque i risultati stanno arrivando, ma se i risultati arrivano e tu comunque continui ad avere la sensazione che il Cagliari poteva fare di più, vuol dire che ci sono buoni margini di una stagione più che ottima, secondo me. E questo è proprio l'elemento chiave di questa stagione. Secondo me sarà l'elemento chiave. Io sinceramente non preferirei vedere ancora Maran sulla panchina del Cagliari. Però è anche vero che fino a quando i risultati gli daranno ragione, potrebbe anche essere controproducente mandarlo via. Fatto sta che se tu vuoi andare in Europa e ci vuoi andare con questa rosa, tu a questa rosa gli devi dare un'identità il prima possibile. Attualmente il Cagliari non ha identità, ha solo singolarità. A proposito di singolarità, prima tra gli acquisti sono dimenticato di parlare di Simeone che sinceramente non grido allo scandalo per il fatto che non abbia segnato né contro la Roma né contro il Verona né contro il Napoli. Non è uno scandalo secondo me, è normale. Non tutti gli attaccanti segnano sempre, come io attaccavo Pavoletti perché non segnava sempre, non mi pare giusto per adesso attaccare Simeone perché non segna sempre. È un calo che ci sta tranquillamente. E ripeto, se tu vuoi andare in Europa devi dare un'identità il più possibile, non il più possibile, il prima possibile a questa squadra. Attualmente il Cagliari non ha identità ma singolarità, ha soltanto delle singolarità. E bisognerebbe avere in panchina uno invece che ti crea un coso, quello che ho detto prima e mi sono dimenticata la parola, è la stanchezza, raga. Un'identità, ecco. Bisognerebbe avere uno in panchina che ti crea questo,
perché attualmente non c'è. E alla lunga, per quanto possano arrivare i risultati, se tu vuoi ambire a un qualcosa di più e tu vuoi ambire a un qualcosa di più che a una salvezza tranquilla, ne hai bisogno. Hai decisamente bisogno di un'identità, di un tuo stile di gioco, per forza. Niente ragazzi, il video finisce qui dato che è durato 20 minuti e mi pare il caso di finirlo. Mi raccomando, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate per adesso di queste prime 7 giornate del Cagliari. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.